ospiti di questa sera. Equitazione e musica sono figlie dello stesso rigore e di animi aperti alla meraviglia. Il loro connubio è un'elevazione così forte da divenire sinonimo di istituzionalità. L'Italia, che di queste arti è culla e custode, attraverso le note dell'inno di Mameli, ne omaggia il valore e la nobiltà, uniti al fascino dei prestigiosi legni italiani che sono icona di un incanto senza tempo. Onore ai carabinieri caduti di ieri e di oggi. Onore a voi, Marco Piffari, Valerio Dapra e Davide Bernardello, vittime recenti di un proditorio attentato.
Francesco Lollobrigida.
comincia a sciopolare. A sciogliersi, eh sì. E allora grazie ancora alla vicepresidente De Berti, la salutiamo, buon proseguimento, grazie anche al sindaco Manuel Scanzotto.
rosso e argento delle loro uniformi simboleggiano la solennità del momento. Gli squadroni si preparano al turbinio della carica. Gli squadroni, preceduti dal simulacro dello stendardo di guerra del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, dopo alcune evoluzioni in ricordo dell'epico fatto d'armi del 1848, si lanceranno alla carica al grido di Pastrengo!